Nei riti della Settimana Santa, rivissuti gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, nella Domenica delle Palme l'invito del vescovo Alberto Tanasini a partecipare all'Eucaristia domenicale. A Sestri Levante è celebrata la giornata dei giovani a livello diocesano, i ragazzi coinvolti in un percorso volto ad approfondire il tema dell'accoglienza. Il vescovo e il presbiterio riuniti nella celebrazione del Mercoledì Santo per il rinnovo delle promesse sacerdotali, la riflessione sul tema dell'obbedienza e della corresponsabilità. Trascurare l'Eucaristia vuol dire trascurare il dono di Dio, le parole di Monsignor Tanasini nella celebrazione in Cena Domini del Giovedì Santo. La storia di redenzione che si compie sulla croce si basa sulla solidarietà, la riflessione del Vescovo nel Venerdì Santo. Questo mistero d'amore induce ad adorare Gesù crocifisso. Nei riti del Venerdì Santo è ripetuto il più esercizio della Via Crucis. A Chiavari 500 giovani riuniti attorno alla croce hanno attraversato la città in serata alla Via Crucis cittadina. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Noi Chiesa, una puntata monotematica dedicata ai riti che hanno caratterizzato la settimana in vista delle celebrazioni pasquali. Iniziamo il nostro cammino proprio facendoci spiegare ed introdurre al tema di questa puntata dal direttore dell'ufficio liturgico diocesano, Don Andrea Buffoli, che ci spiega il significato di tutti i riti che si rinnovano in questa settimana santa, in particolare il significato del triduo pasquale, dove si riattualizzano gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù. Con la messa crismale si entra nel vivo delle celebrazioni della Settimana Santa che riattualizzano gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù. Di che cosa si fa memoria nelle celebrazioni del Giovedì Santo? Ma nel Giovedì Santo intanto, per un'antica tradizione, la Chiesa celebra la messa crismale, come tu hai detto, che noi celebriamo per motivi logistici mercoledì, e quindi c'è già una grande idea della comunione, la comunione del Vescovo con il suo presbiterio, quella stessa comunione che noi rivivremo quando rivivremo il momento dell'ultima cena, quando ci racconta proprio la scrittura: Gesù prese il pane, il calice e lo diede dicendo: fate questo in memoria di me. È l'istituzione dell'Eucarestia. Ogni domenica, quando noi celebriamo l'Eucarestia, riattualizziamo quel momento lì. C'è anche il gesto della lavanda dei piedi, che cosa ci richiama? L'Evangelista Giovanni mette proprio questo gesto al posto dell'Eucarestia per dire che Gesù anzitutto ha posto quel gesto richiamando al servizio, ma richiamando a una vita che si fa dono. Ecco, la liturgia ci dona la possibilità, laddove è possibile, di vivere il gesto della lavanda dei piedi, che noi qui faremo ad alcune persone della nostra zona, e che dice proprio che insieme all'Eucarestia è il segno con cui Gesù ha voluto dire il suo dono per tutti gli uomini, che poi diventerà attuale nella croce del Venerdì Santo. E poi l'adorazione agli altari della Reposizione. Che cosa ci richiamano queste composizioni, questi altari che vengono allestiti in tutte le parrocchie? Anzitutto la Chiesa si decentra. Il centro non è più l'altare con il tabernacolo, perché il Signore non c'è, e quindi le chiese sono spoglie proprio per dire che noi sperimentiamo l'assenza del Signore e che viviamo con questa assenza. L'altare della Reposizione è il luogo dove noi custodiamo l'Eucarestia per l'adorazione e la preghiera, perché questi sono giorni di silenzio, di visita, di custodia, di adorazione e di preghiera, e gli altari della Reposizione ci ricordano proprio questo. I fiori e le luci sono proprio questo segno di una custodia che diventa bene, che diventa profumo di Cristo e che diventa gratuità. Nel Venerdì Santo il rito in Passione Domini, qual è il significato di questo rito? Ma anzitutto un abbondante ascolto della parola di Dio nella Passione secondo Giovanni, dove proprio siamo introdotti al mistero della Passione del Signore, l'adorazione della croce e il momento eucaristico. Non dimentichiamoci che in questi giorni non si celebra l'Eucarestia, proprio perché tra i tanti digiuni che siamo chiamati a fare, quello delle campane, quello dei fiori, quello delle altari spogli, anche quello eucaristico. Noi contempliamo l'Eucarestia, l'adoriamo negli altari della Reposizione. In questa giornata siamo davanti al mistero della croce, di un Gesù che è morto per noi sulla croce.
Sabato Santo è una giornata liturgica di silenzio, ha un significato anche questo silenzio? Certamente richiama al silenzio del Vangelo, dove le donne, l'unico gesto è proprio quello delle donne che vanno a ungere, a custodire il corpo di Gesù. Questo gesto è già un anticipo di resurrezione e nel sabato noi siamo chiamati ad attendere e a vegliare, perché nella notte più buia la nostra attesa ci porterà alle prime luci dell'alba, dove nella notte, tra il sabato e la domenica, celebreremo proprio la risurrezione del Signore. È un momento di attesa e di veglia. Noi pensiamo all'attesa soprattutto nel tempo di Avvento, ma tutto il tempo della Chiesa, tutto l'anno liturgico è un tempo dove attendiamo il Signore che viene. Noi iniziamo il nostro percorso in questa puntata dalla Domenica delle Palme, la domenica in cui si fa memoria dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Il Vescovo ha presieduto il rito nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Quello che portiamo, quel ramo, non è un amuleto che noi mettiamo in casa per aver fortuna, ma è un ricordo. Ci dice che vogliamo accogliere Gesù come nostro Re. Accogliere il Signore nelle case e nella vita di ciascuno è scaturita da questo invito, la riflessione di Monsignor Alberto Tanasini nella Domenica delle Palme. Dopo aver ripetuto il rito della benedizione, il Vescovo ha presieduto l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, perché il rito non è e non può essere staccato dalla celebrazione, altrimenti non si comprende fino in fondo il sacrificio di Cristo, il suo scendere fino all'abisso dell'umanità. Lo straordinario di questo evento, ha spiegato il pastore della diocesi, in un mondo in cui la cronaca ci ha abituato alle più inimmaginabili atrocità, lo si comprende solo nel vivere la fede nel fatto che Gesù Cristo sia davvero il Figlio di Dio. Lo straordinario è proprio qui, che non è sceso dalla croce, ma Lui ha dimostrato la sua grandezza e potenza rimanendo inchiodato sulla croce, andando fino in fondo nel darsi, nell'obbedire al Padre, nell'affidarsi a Lui, nel darsi per noi. Non solo, ma questo spinge a riflettere anche sul mistero eucaristico, nel quale si rivive quello che è accaduto nella passione del Signore. Vivendo l'Eucarestia, ha aggiunto il Vescovo, restiamo uniti al Signore e riceviamo la vita. Il fatto che molti di noi disertino con superficialità la celebrazione eucaristica domenicale vuol dire che non abbiamo capito nulla del grande dono che ci è stato fatto. Il dono di rinnovare continuamente il nostro alimentarci alla vita eterna che Cristo Signore ci ha dato. Ritorniamo, se vogliamo davvero partecipare alla gloria di Cristo, avendo partecipato alla sua passione. E nella Domenica delle Palme tradizionalmente si celebra anche la giornata della gioventù a livello diocesano. Quest'anno l'appuntamento è stato ospitato a Sestri Levante. I ragazzi si sono soffermati a riflettere sulla parola accogliere. Accogliere la vita, quella generata e quella fragile, che ha bisogno di una famiglia, accogliere una persona che arriva da lontano. I giovani della diocesi si sono ritrovati a Sestri Levante per la giornata loro dedicata. Hanno percorso le strade del centro e del lungomare provando a confrontarsi con chi incontravano proprio su questa parola, accogliere. Che cosa ti porti a casa dalla giornata giovani di quest'anno? Ma mi porto a casa il coraggio un po' di tutti i ragazzi di essersi messi in gioco con il lavoro che ci è stato proposto. Il lavoro che ci è stato proposto è stato quello di andare ad intervistare gente che passeggiava per il Carruggio alla passeggiata e chiedere loro che cosa vuol dire accogliere. E mi porto a casa questo, un po' le risposte che ho ricevuto e un po' anche le testimonianze che abbiamo ascoltato delle signore e del ragazzo che ci hanno parlato.
Filippo nella Baia del Silenzio di Sestri Levante si è lanciato per farsi raccontare da una coppia la loro esperienza di accoglienza. Che riscontro hanno avuto? È stato un bel riscontro perché ho visto questa coppia di giovani ragazzi che hanno proprio aperto il loro cuore a questa domanda, che cosa significa per loro accogliere, e hanno scritto per me accogliere significa aprire il cuore al prossimo, e è stato bello vedere come delle persone casuali riescono a tirare fuori delle parole che non ti saresti mai aspettato di trovare, ed è stato molto bello e piacevole. La giornata giovani raccoglie tanti ragazzi che arrivano dalle diverse parrocchie del territorio. Che valore ha aver partecipato per te, Federico, ad un'iniziativa come questa? Beh, gli incontri della diocesi possono portare anche amicizie, perché comunque magari tra parrocchie non si conosce e poi fai amicizia con le varie persone e riescono a fare amicizie, conoscenze e comunque portare avanti una bella cosa. Lorenzo fa parte della parrocchia ma anche del cammino con gli scout. Quanto la parola accogliere ha valore per la tua vita? Beh, allora la parola accogliere secondo me fa parte di un lungo sentiero nel quale si parte cercando prima di, come nel sentiero scout, si parte prima con la scoperta, quindi col cercare di capire effettivamente dove andrai a parare la competenza, quindi il cercare di tastare effettivamente la situazione, quindi cercare di aiutare anche le altre persone. L'accoglienza probabilmente si trova in questo momento, e poi la responsabilità del cercare di poi effettivamente prendere in mano la situazione e dire ok, io ora posso aiutare tutti gli altri a cominciare questo percorso, e secondo me l'accoglienza si trova più o meno a metà, un momento nel quale hai capito che c'è un bisogno di un aiuto, accogliere una persona, non importa che questa persona, non importa l'aspetto fisico ma importa l'animo della persona, e poi cercare di aiutarla in tutti i modi possibili, che sia un aiuto piccolo o grande che sia, in ogni caso questa persona lo sentirà come un aiuto molto grande. Poi l'ascolto delle testimonianze, quella di un giovane giunto a Rapallo 2 anni e mezzo fa dal Senegal. Per me la parola accoglienza è una cosa molto importante, perché sono stato accolto a Rapallo ed è una cosa veramente bellissima, perché la cosa più importante è quando una persona ha bisogno e vede sempre delle persone che lo vengono a aiutare senza niente, ed è una cosa bellissima. Sono molto contento per quello. Gli italiani li ho visto che sono accoglienti e aiutano, e sono molto contento, mi hanno aiutato e mi trovo proprio come fosse a casa mia. Poi quella di Angela, sposa di Paolo da quasi 20 anni, genitori di 5 figli. Da qualche tempo nella loro casa vive anche un giovane rimasto solo. Ci ha sempre guidato questa accoglienza, nel senso che l'abbiamo prima sentita, la Chiesa ci ha accolto, e questo ci ha dato poi di rendere questa accoglienza, quindi nell'accogliere i figli che Dio ci ha mandato e nell'accogliere anche ultimamente questo ragazzo che vive con noi, che è veramente Gesù Cristo che è entrato in casa nostra e ha fatto in modo che i nostri figli adolescenti, chiusi in se stessi, si aprissero un po', e adesso, finito di mangiare, non scappano tutti nelle camere ma rimangono a tavola, si parla, si chiacchiera di più e si aprono anche. Lui parla molto con loro e loro si confidano, quindi è proprio una benedizione, sì. Aprire la porta a una persona, accogliere una persona in casa non è fare un favore a questa persona, ma veramente questa persona che fa un favore, almeno lui ha fatto un favore a noi, dandoci la possibilità di essere strumento di Gesù Cristo. Paolo, questo fare spazio ad una persona in più nella vostra famiglia, che restituzione di umanità vi ha regalato? E come diceva appunto, vedi che appunto è questa persona che ti gratifica con la sua presenza, che ti fa sentire utile, che ti fa sentire strumento appunto, che ti dona gioia gratuitamente, diciamo. Infine la storia di Simone e Stefano, sposi, genitori naturali di 2 figlie e da qualche tempo genitori di 8 bambini in affido.
Si vive in modo organizzato, bisogna assolutamente cercare di far combaciare tutto, orari, pappa, cambi pannolini e quant'altro. È fattibile, ci si riesce, basta aiutarsi uno con l'altro, forse quello che per noi è più importante, il fatto che sia le nostre 2 figlie che i bimbi accolti possano imparare a loro volta ad accogliere, ad aiutarsi. Questo da noi c'è ed è per questo che si riesce ad andare avanti, a sopravvivere e sicuramente ognuno di loro si arricchisce di questo tipo di vita. Che cosa si impara da un'esperienza come questa? Sicuramente l'accoglienza, il donarsi agli altri e come dire, imparare a accogliere l'altro in te stesso. Le vostre figlie stanno facendo un cammino insieme a voi per accogliere anche queste 8 nuove persone che fanno parte ormai della vostra casa. Assolutamente, se non ci fosse la loro collaborazione e non fossero d'accordo non si riuscirebbe a fare. Loro fanno forse più fatica di noi perché comunque sono in un'età di 16 e 11 anni, quindi un'età di passaggio, di difficoltà anche a sentirsi parte del mondo, in cui avere 8 bambini intorno non è poi proprio una passeggiata, ma questo le aiuterà sicuramente. Di questi ne siamo certi. È un'accoglienza gratuita, quindi è una gratuità talmente importante che arricchirà loro nelle loro vite e speriamo che questa esperienza possa trasmettere così tanto da diventare contagiante. Nel pomeriggio del mercoledì santo il vescovo ha presieduto in cattedrale la Santa Messa Crismale, un momento di unità tra il vescovo e il suo presbiterio diocesano. Al centro della riflessione di Monsignor Alberto Tanasini il tema dell'obbedienza presbiterale e della corresponsabilità. A Maria, donna del sì a Cristo, il vescovo Alberto Tanasini ha affidato il rinnovo delle promesse sacerdotali del presbiterio diocesano. Non un atto formale, ha spiegato Monsignor Tanasini durante il rito della Santa Messa Crismale, durante il quale ha benedetto gli oli santi. L'intento che muove il vescovo e il suo presbiterio non è dettato da un rapporto contrattuale, ma dal comune desiderio di cercare insieme il bene dei fedeli affidati alle cure pastorali in un rapporto di corresponsabilità. Vi chiedo di perdonarmi, ha detto Monsignor Tanasini, se qualcuno di voi si sente non a fondo conosciuto da me. Abbiamo aggiunto ancora tempo per avere un rapporto più fraterno, franco e maturo. Il vescovo si è soffermato sui frutti del cammino intrapreso, volto ad approfondire il significato dell'obbedienza presbiterale, che per sua natura ha una forma propria, che trova la sua radice nell'obbedienza di Gesù al Padre. Essa, ha precisato il presule, ha bisogno della crescita della nostra vita spirituale. Se essa si raffredda, ha insistito il vescovo, allora saremo portati ad adagiarci, ad imborghesirci, a sperimentare la mondanità spirituale di cui spesso parla il Papa. Noi siamo preti per tutta la Chiesa e siamo mandati a tutta la Chiesa. Infine il vescovo ha condiviso un messaggio personale inviatogli da Papa Francesco in occasione del suo giubileo presbiterale. La nostra apostolica benedizione, scriveva il Santo Padre, ti assicuri questi doni e testimoni in modo del tutto particolare la nostra carità. La impartiamo a te e a tutto il popolo a te affidato. Siamo accomunati a loro. Nell'omelia della Santa Messa Crismale il vescovo si è soffermato in particolare sul significato dell'obbedienza sacerdotale. Da dove nasce questa riflessione? Ma la riflessione di quest'anno nasce da un lavoro che è già stato fatto, proposto dai vicari foranei e poi affrontato sia nel Consiglio presbiterale che nei vari vicariati della diocesi, ed è stata una riflessione appunto sul tema dell'obbedienza, affrontata nel suo significato un pochino più complessivo. Quindi il vescovo nell'omelia di oggi ha raccolto queste riflessioni, il lavoro fatto dai sacerdoti, e lo ha proposto a tutto il presbiterio. In che cosa si differenzia l'obbedienza del sacerdote rispetto all'obbedienza? Ma il vescovo ha sottolineato che l'obbedienza del sacerdote è caratterizzata dall'aspetto della diocesanità e della corresponsabilità che il presbiterio ha con il vescovo per la cura pastorale della diocesi. Collegata c'è anche una corresponsabilità, abbiamo ascoltato proprio un invito del vescovo a farsi partecipe della vita pastorale insieme a lui. Sì,
il Vescovo ha sottolineato proprio questo aspetto, che la guida pastorale della diocesi è del Vescovo con il suo presbiterio. Questo percorso adesso prosegue attraverso gli incontri, i momenti di vita comune? Credo di sì, il desiderio è quello di proseguire su questa riflessione per poter maturare uno stile maggiore di corresponsabilità nella guida pastorale della diocesi. Nella giornata del Giovedì Santo si fa memoria dell'istituzione dell'Eucaristia. Il Vescovo in cattedrale ha presieduto il rito durante il quale si è svolta anche la lavanda dei piedi. Poi l'Eucaristia è stata posta negli altari della Reposizione per un momento di adorazione e preghiera. Trascurare l'Eucaristia vuol dire trascurare il dono di Dio per noi. È il monito che il Vescovo esprime nella messa in Cena Domini presieduta in cattedrale. L'invito di Monsignor Tanasini è a non ridurre la celebrazione della Pasqua a una semplice cerimonia, ma a cogliere la bellezza del dono che il Signore ha fatto a ciascuna persona con la morte e la risurrezione del Figlio Gesù. Un fatto attuale, sottolinea il pastore della diocesi, che si rinnova realmente e il frutto che ne è derivato si estende a tutti i tempi. Tuttavia, Monsignor Tanasini confessa di piangere l'indifferenza di tanti, l'incomprensione e la superficialità di numerosi credenti di fronte all'Eucaristia. Vorrei rivolgermi a coloro che non sono qui questa sera, ai tanti che disertano ogni domenica la celebrazione eucaristica, ai giovani che dicono di annoiarsi per la messa e quindi non vanno. E vorrei dire a loro: che devo fare, fratelli, per convincervi della grandezza del dono che trascurate, che non comprendete più? Ditemi, che bisogna fare? Vorrei inginocchiarmi davanti ad ognuno di voi e lavarvi i piedi, perché comprendiate quello che Gesù Cristo fa per voi, fa per noi, sempre. Venerdì Santo la Chiesa fa memoria della passione e morte in croce di nostro Signore Gesù Cristo. In cattedrale a Chiavari si è rinnovato il rito con la lettura della Passione. La storia di redenzione che si compie con la passione e morte in croce di Gesù si basa sulla solidarietà. Il primo spunto di riflessione pronunciato da Monsignor Tanasini durante il rito in Passione Domini presieduto in cattedrale a Chiavari è proprio questo. Nel nostro mondo profondamente individualista, Gesù si fa solidale con noi, non solo assumendo la condizione umana, ma addossandosi le nostre colpe. Un mistero d'amore che nel rito del Venerdì Santo ci porta ad adorarlo sulla croce. Nel racconto della passione dell'Evangelista Giovanni, tuttavia, sono contenuti alcuni elementi sui quali gli altri evangelisti non si sono soffermati, che ci fanno meglio cogliere l'evento. Il primo, ha spiegato il Vescovo, riguarda tutta la narrazione. Per Giovanni la croce è innalzamento, non solo perché viene innalzata tra il cielo e la terra. Gesù, in tutto il racconto, prende in mano la sua vicenda e la guida da Signore. Così, nei Getsemani, nel Sinedrio, dinanzi a Pilato, Gesù è Signore della sua morte per essere Signore della vita ripresa, il risorto. Altri particolari, ha spiegato Monsignor Tanasini, riportano l'evento ecclesiale. La tunica, giocata ai dadi, è tessuta con un solo gesto, senza cuciture, che non va strappata. Così è la Chiesa, ha detto il Vescovo, che deve essere una, non divisa da discussioni, diatribe e conflitti.
Il secondo particolare che solo Giovanni racconta è il dialogo con Maria che sta sotto la croce. In questo evento noi siamo chiamati a vedere la Chiesa che si comincia a costituire come comunità. Maria, le altre donne, Giovanni che stanno sotto la croce sono la Chiesa che nasce dalla croce e nasce dal fatto che ognuno si deve prendere cura dell'altro. Il terzo particolare è il colpo di lancia che squarcia il costato dal quale escono sangue ed acqua. Parlandoci della piaga del costato, ha concluso il vescovo, ci parla della Chiesa mistica, quella che è sacramentale, che nasce dai gesti che Gesù ha compiuto e che ci ha lasciato. I due aspetti, quello visibile e quello invisibile. Tra i riti del Venerdì Santo anche quello della Via Crucis. A Chiavari si è svolta la Via Crucis animata dai ragazzi di Azione Cattolica che sono partiti dalla chiesa di San Giovanni Battista, hanno attraversato la città e raggiunto il santuario di Sant'Antonio. Circa 500 i giovani che hanno seguito la croce. Al termine la riflessione del Vescovo e l'invito ad accorgersi sempre più di chi ha bisogno nei nostri ambienti di vita. Sono stati oltre 500 i partecipanti da tutte le parrocchie del nostro territorio, appuntamento che quest'oggi si è vissuto nella città di Chiavari con diverse tappe in più punti della città. I poveri, gli esclusi, gli emarginati, le pietre di scarto del giorno di oggi sono stati i protagonisti del cammino fatto dietro la croce. Insieme a me lo vedete Mattia Perrone, membro dell'equipe ACR dell'Azione Cattolica. Che sottolineatura avete voluto dare quest'anno? Ma diciamo che è un pochino una linea che continua già dalla Festa della Pace, di volerci rivolgere un pochino agli esclusi, a quelli che subiscono una giustizia non giusta, potremmo dire. E abbiamo invece voluto sottolineare che la giustizia di Gesù è quella che guarda alla persona e non all'errore di quella persona. E partendo poi da una citazione che ci eravamo detti tra noi di Don Tonino Bello dei Dropout, abbiamo pensato a chi potessero essere questi dropout, questi esclusi oggi nel 2019, e ci sono venute in mente alcune categorie che oggi sono ritenute escluse, appunto. Quindi lo straniero, il povero, il carcerato e comunque queste persone qua. Il cammino dietro la croce di quest'anno è stato preceduto da un cammino che avete fatto come piccola comunità dell'Azione Cattolica dei Ragazzi nel preparare questo itinerario. Personalmente che cosa ti ha restituito questa esperienza? Mi ha restituito comunque la bellezza di vedere tante persone che beneficiano di un lavoro fatto insieme ad altre persone che si sono confrontate, si sono dette innanzitutto cos'è per loro la giustizia e hanno cercato poi di comunicarlo agli altri. In conclusione, da parte del Vescovo diocesano Alberto Tanasini, l'invito a sconfiggere ogni forma di violenza e di cattiveria che può attraversare gli ambienti dei più piccoli, dalla scuola al mondo dello sport, un invito davvero a non escludere nessuno e ad essere strumenti e operatori di pace negli ambienti della vita quotidiana. Allora ragazzi, io vi chiedo, oggi qui davanti a Gesù, vogliamo dire no al bullismo, alla violenza del bullismo? Lo vogliamo dire insieme? No. No. No a questa violenza. Col il cuore che si apre. D'accordo? In serata a Chiavari si è svolta la Via Crucis cittadina, in questo caso il percorso è partito dalla Chiesa delle Saline per raggiungere la Chiesa Cattedrale. Il silenzio della notte interrotto da letture, brevi preghiere e qualche canto intonato nelle varie tappe del percorso. Il corteo si snoda dietro al legno della croce che si erge verso il cielo rischiarato dalla luna. Sono molti i fedeli che percorrono la via della croce a Chiavari partendo dalla chiesa delle Saline per poi fare sosta in piazza Torriglia, dai frati cappuccini di viale Tappani in viale Arata e infine nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Qui li accoglie il vescovo Alberto Tanasini che a conclusione della giornata del Venerdì Santo si sofferma in particolare su una presenza costante in diverse circostanze della vita terrena di Gesù, quella delle donne.
Nel momento del sacrificio sulla croce sono in molti ad allontanarsi, discepoli, amici, qualcuno ha tradito, altri hanno rinegato, ma le donne restano lì, sotto la croce, a testimoniare la compassione, il coraggio della verità, l'accoglienza. Le donne sono capaci di gratuità, spiega il vescovo, non hanno paura ed insegnano a tutti noi a non cercare l'autorità che ha potere, ma chiedono che ci sia l'autorità che è servizio. Maria diventa quindi il modello non solo per le donne ma per tutto il popolo di Dio. Sotto la croce si scopre la ricchezza per la Chiesa della presenza femminile, la parità fraterna. Da qui l'invito di Monsignor Tanasini a non sentirsi secondarie, posizione che nel tempo ha allontanato troppe donne dalla Chiesa. Questa Chiesa che sta soffrendo, ha concluso, ha bisogno dell'unguento delle donne. È un appello che vi faccio da sotto la croce del Signore. Non permettiamo che le nostre donne, le nostre giovani donne, non si sentano estranee alla Chiesa. Molto della trasmissione della fede dipende da loro, quando sanno raccogliere i valori più profondi che plasmano ogni essere umano.